pomeriggio abbastanza caldo e su una pista tornata buona dopo molte ore di pioggia. Un'enorme folla era ad ammirare i 16 esemplari allineati nella scia dell'autostart. La distanza veramente severa, 2600 metri. 55 milioni in palio e in più la Coppa d'Oro dell'Unire e il famoso nastro azzurro da apporre alla testiera del vincitore. Al via, lotta alla morte tra uno dell'allevamento dei Ludi, che poi vincerà la corsa, e il favorito della prova Zigoni, appartenente alla scuderia Capricorno e guidato da Ubaldo Baldi. Unno, nato nei pressi di Cancello Arnone nel Napoletano, è un tipico prodotto del centro-sud e ha procurato un grosso dispiacere alle più forti formazioni allevatorie italiane che nella stragrande maggioranza si trovano al centro e al nord d'Italia. Da appena un mese nelle scuderie del suo nuovo allenatore e guidatore Franco Albonetti, già vincitore del derby 1968 con Atina, lo stupendo puledro dei signori Cervone e Faraco è stato impeccabile dal primo all'ultimo metro. Respinto l'attacco iniziale di Zigoni, Unno è rimasto sempre al comando, contenendo ancora bene in arrivo il pericoloso affondo di Medoc della scuderia Niva, guidato all'attesa dal bravissimo Carletto Bottoni, non per niente figlio del celebre ammiraglio Ugo. Al quarto posto Calamù, al quinto Barbacarlo. Il tempo di 1:25 al chilometro è di appena un decimo peggiore di quello record del derby sui 2600 metri che resta a Sharif di Jesolo, vincitore lo scorso anno.